All'indomani del 1866, cioè con l'emanazione delle leggi eversive, il chiostro viene destinato ad accogliere una bella palestra a cielo aperto, successivamente intitolata ad Umberto I. Vi renderete conto che la fontana si costituiva come un vero e proprio ingombro, per cui doveva essere smontata e riportata in altro sito. Si pensò bene invece di eliminarla fino alla sua base, facendola a pezzi e buttandola all'interno delle intercapedini dei cortili nord-ovest. È stata ritrovata durante gli anni 90 per puro caso durante i lavori di recuperi condotti da Giancarlo De Carlo e rimontata come un puzzle tridimensionale a partire dal 2006. È stato uno dei ultimi grandi cantieri del monastero dei Benedettini e riaccesa in realtà soltanto un anno fa. Quello che vedete è un restauro fatto con l'80% circa dei materiali originali, per la restante parte fatta con dei calchi in cemento bianco e scaglie di marmo. La coppa è stata ritrovata a Palazzo Ingrassia, il vecchio istituto di anatomia, oggi invece istituto di archeologia per l'Università degli Studi di Catania. Una delle storie più divertenti che si raccontano attorno alla fontana ce l'ha raccontata a noi di Officine Culturali il nostro incredibile maestro, che si chiamava Nino Leonardi, purtroppo scomparso lo scorso novembre nel 2016. Leonardi, per raccontarci come venne rinvenuta la fontana, ci raccontava spesso di questo capomastro piuttosto corpulento che veniva in cantiere con un sì e si muoveva all'interno del monastero dei Benedettini con questo sì. Mentre era in cantiere cadde all'interno delle fognature che si trovavano nella zona nord-ovest del monastero e non venne trovato per un paio di ore. Come diceva il geometra Leonardi, il capomastro cadde nel morbido e ritrovò la prima porzione della fontana, per cui è stata rimontata grazie a un incidente sul lavoro.